in collaborazione con Glam Vision e Dentisti Riuniti. Tragico schianto moto contro autobus, la vittima Henry Slagenau. Troppo gravi le ferite riportate dal 48enne nel tremendo incidente a Silandro, in Alto Adige. Alcuni fulmini cadono nel bosco e scoppiano gli incendi nelle piccole Dolomiti, in zona Vallarsa e sul Pasubio. Giornate di lavoro per i vigili del fuoco e per l'elicottero. Alice Tognolli non è in pericolo di vita. Dopo la caduta migliorano le condizioni della giovane ciclista trentina. Turisti fanno il bagno nel lago alpino e bivaccano con le tende, nonostante i divieti, il gestore dell'Antermoia. Spaventa come la montagna sia cambiata in pochi anni. L'altra montagna, l'impianto di Socrepes, è fondamentale per le Olimpiadi. Basta chiacchiere e ostacoli. Tensione tra Cortina e provincia di Belluno, che ribatte anche la sicurezza è cruciale.